Allora, mister, è difficile commentare una sconfitta maturata come è maturata questa sera. Sì, non è assolutamente la prima volta, quindi è difficile da commentare, è difficile da mandare giù perché i ragazzi il primo tempo abbiamo avuto un po' di difficoltà, lo sapevamo e le abbiamo sistemate a fine primo tempo. Abbiamo preso un gol su una punizione che prepariamo, quindi è stato un mezzo rimpallo, però un gol assurdo, abbiamo preso due gol assurdi soprattutto, poi ho cercato di cambiare, siamo riusciti a pareggiarla con la forza di inerzia dei ragazzi, con la loro qualità e a 5 minuti dalla fine non possiamo prendere un gol del genere, stavo cercando di fare un cambio per rimetterli in maniera quadrata perché eravamo molto sbilanciati, però comunque non siamo riusciti a 5 minuti dalla fine a prendere un gol. Come l'abbiamo preso il secondo è stato un po' una bella mazzata nei denti. Allora, vediamo la partita. Primo tempo in cui lei stupisce tutti schierando il tridente, però con Nicoloso leggermente dietro a fare da raccordo tra il centrocampo e Fida e Piu. Dove si vede che Piu è a corto di condizioni. La scelta da che cosa derivava? Derivava perché l'ho visto bene in settimana, perché è un giocatore importante, come tutti sono importanti sicuramente. Abbiamo dei giocatori che possono giocare tutti e tre davanti insieme, se stanno bene ci devono fare la differenza per i giocatori che sono, quindi ho provato a venire qua e giocarmela così con un centrocampista in meno, perché le ultime volte col 3-5-2 ci siamo abbassati tanto e quindi avere un cambio fresco anche in mezzo al campo per noi in questo momento era importante. Ho provato e abbiamo tenuto comunque, in alcune situazioni potevamo far meglio sicuramente, abbiamo lavorato non in modo combatto inizialmente, però dopo che l'ho sistemato e anche nella seconda parte del primo tempo siamo andati meglio. E P, un giocatore importante, va recuperato sicuramente per condizioni fisiche, oggi non stava in condizioni ottimali, ma perché una volta preparazione ha fatto una spezzone di partita contro Campo d'Arsico e oggi l'ho voluto far giocare subito con Fila e Nicoloso perché in allenamento si sono trovati, quindi sappiamo che qua il campo era grande, una squadra in fiducia, una squadra che corre tanto, sapevamo, abbiamo preparato tutto, però non è bastato.